Anche il candidato Davide Giacalone, sostenuto dalla lista Leali alla Sicilia, è fuori dalla corsa alla presidenza della regione. La sua estromissione è stata decisa dalla Corte d'Appello di Palermo e motivata dal fatto che le firme raccolte per la candidatura di Giacalone sono risultate insufficienti. Restano così in corsa 10 candidati. L'irregolarità delle firme era stata rilevata dalla commissione elettorale che aveva invitato i presentatori della lista a integrare la documentazione. Il presidente del movimento Leali alla Sicilia, Calogero Colletto, ha annunciato ricorso. Giacalone afferma: abbiamo fallito ed è colpa nostra. Nel frattempo entra nel vivo la campagna elettorale dopo la presentazione delle liste. Espulciando gli elenchi troviamo in corsa per uno scranno a Sala d'Ercole anche attori, sindacalisti e indagati. Claudio Fava avrebbe puntato su 2 colleghi che hanno lavorato con lui in varie sceneggiature, ma nel ruolo di attori. Si tratta di Ninni Bruschetta e Maurizio Marchetti, scelte condivise da Giovanna Marano. Il primo attore di Squadra Antimafia sarà candidato a Palermo e a Catania, il secondo a Messina. Anche il sindacato ha una buona rappresentanza. Oltre al segretario regionale della CGIL Mariella Maggio, nel listino di Crocetta, nella lista del PD a Palermo, è candidato con l'UDC anche Pietro Latorre, segretario regionale della UIL TUCS. Salvo Barone, leader dell'Asia, sindacato che segue l'avvertenza GESIP, e nell'IDV. A Catania, nella lista Musumeci presidente, guidata dal candidato alla presidenza, c'è il leader di alcune associazioni omosessuali, Sandro Mangano, e con lui anche un figlio d'arte, Vasco Maria Agen, figlio del presidente regionale di Confcommercio Pietro. A Caltanissetta, SEL, Rifondazione e Verdi schierano Antonio Rinciani, ex assessore di Crocetta a Gela, ma oggi in opposizione al candidato del PD. C'è pure un caso di omonimia. Tra i candidati di Sturzo a Palermo c'è Alessandro Aricò, che ha lo stesso nome dell'assessore al territorio. Non punteranno all'Ars i candidati alla presidenza Giovanna Marano, Davide Giacalone e Giacomo Di Leo. Il leader dei Forconi, Mariano Ferro, è presente in 5 province. Rosario Crocetta, capolista a Palermo, Catania e Messina della lista Crocetta Presidente, ha inserito nel proprio listino per l'UDC Lino Leanza, ex braccio destro di Raffaele Lombardo. E attraverso il listino di Nello Musumeci, invece, il PDL prova a sanare lo strappo con Innocenzo Leontini, inserendolo tra gli 8. Gianfranco Miccichè, che guida la lista di Grande Sud a Palermo, ha concesso 4 posti ai lombardiani: Stefania Munafò, Rossana Interlandi, capolista anche a Caltanissetta del Nuovo Polo e MPS, Sandro Oliveri, capolista dei Finiani a Palermo, e Riccardo Savona. Nel proprio listino invece la Marano presenta i segretari di Verdi e Rifondazione, Massimo Ghioldi e Antonio Marotta. Poi tra i candidati vi sono alcuni indagati. I casi di Andrea Mineo e Giacomo Scala sono solo i casi più noti, ma non i soli. A Ragusa è stato inserito nella lista del cantiere popolare l'ex presidente della regione Peppe Drago, condannato per l'uso distorto dei fondi riservati di Palazzo d'Orléans. Nel PDS, sempre a Ragusa, c'è pure Riccardo Minardo, accusato di truffa. A Messina il cantiere popolare schiera Santo Catalano e Angelo Paffumi. Il primo ha patteggiato 1 anno e 11 mesi con la condizionale per abusivismo edilizio e abuso d'ufficio. Paffumi invece, ex componente del consiglio direttivo del CAS, è stato rinviato a giudizio a marzo del 2011 per abuso d'ufficio e rifiuto di atti di ufficio.